Buongiorno, sono Francesco Savino, dal 1981 svolgo l'attività di agente immobiliare. Nel 2003 mi sono iscritto alla FIAIP. Nel 2009 mi sono proposto e sono stato eletto consigliere nel Collegio Provinciale di Verona e dal 19 novembre 2021 sono presidente FIAIP Collegio di Verona. Allora, perché mi sono iscritto a FIAIP nel 2009 dopo 28 anni di professione? È una domanda che mi sono fatto. Perché lavorando in totale autonomia mi sono accorto che per rimanere al passo con gli aggiornamenti professionali spendevo molto del mio tempo e spesso venivo a conoscenza delle novità nel corso delle trattative, rischiando ogni volta di porgere il fianco mio e dei miei clienti ad eventuali sanzioni o rischi. Entrato poi a far parte della comunità, che io la considero una grande famiglia, FIAIP, ho riscontrato diversi vantaggi dovuti ai servizi erogati dalla federazione, con prezzi vantaggiosi perché convenzionati. Cavallo di battaglia è stato sicuramente l'assicurazione professionale, come pure il gestionale immobiliare, che mi ha risolto tantissimi problemi di organizzazione all'interno delle agenzie, ma ancora di più ho sentito la forza di appartenere ad un gruppo di professionisti sparsi su tutto il territorio nazionale ai quali fare riferimento, e così ho cominciato ad acquisire immobili anche in altre città. Prima lavoravo nel mio nel mio orticello, dopo ho incominciato ad acquisire immobili a Milano, a Firenze, a Napoli e li ho condivisi naturalmente con dei miei colleghi e i quali poi li hanno venduti. E altrettanto è successo con qualche collega che mi ha contattato perché ho l'agenzia in una posizione strategica di Verona e quindi hanno pensato di interpellarmi, no? E quindi ho ampliato questa mia capacità, diciamo, di business. Poi, naturalmente, iscrivendomi, ho incominciato a partecipare a tutti i corsi, i seminari di aggiornamenti proposti dalla federazione, crescendo in maniera anche professionale, offrendo la mia professionalità ai miei clienti e commentandola anche con i vari professionisti, cioè ogni volta che veniva fuori una legge nuova o una direttiva o veniva commentato qualcosa durante i corsi, era motivo e argomentazione per parlarne con il notaio di turno piuttosto che con il geometra, piuttosto che essendo una persona a quel punto lì preparata, non dovevo soggiogarmi alla, diciamo, all'informazione che mi veniva data da chi in quel momento era il più alto in grado in una trattativa, sia esso un notaio piuttosto che potevo dire insomma anche la mia. E questo naturalmente ha fatto crescere la mia figura professionale nei confronti della mia clientela. Quindi FIAIP ti dà questi strumenti e io devo riconoscere questo. Poi nel 2009, su sollecitazione anche di qualche già consigliere, sono entrato a far parte del Collegio Provinciale di Verona. Quindi mi sono proposto, sono stato eletto e da lì ho cominciato una nuova avventura. Perché da che lavoravo da solo e quindi mi arrangiavo, poi ho incominciato, diciamo così, a istruirmi e poi ho incominciato a lavorare in gruppo, perché il Consiglio provinciale nella realtà è un gruppo di lavoro che condivide obiettivi, proposte, tutte a vantaggio dell'associato, no? Quindi, diciamo, imparare questa nuova modalità, la condivisione, è stato per me un'ulteriore risorsa. Gli obiettivi che abbiamo perseguito nel periodo in cui ero consigliere e che ho perseguito è stato sicuramente il rinnovamento e la creazione dell'osservatorio immobiliare che mi è stato dato in appannaggio e
ed è stato divulgato in forma editoriale per diversi anni nel momento in cui io sono stato consigliere. Ecco, quindi consigliere provinciale significa anche essere consigliere regionale, perché comunque i consiglieri provinciali partecipano anche ai consigli regionali. Boh, nel 2021, acquisiti quasi tutti i meccanismi organizzativi della federazione, anche in questo caso su sollecitazione di un dirigente nazionale, mi sono proposto all'Assemblea degli Associati per rappresentarli quale loro presidente provinciale. E così il 19 novembre del 2021, quindi non tanto tempo fa, sono stato eletto presidente.